Appena arrivato mi ha subito dato la parola. Buongiorno a tutti, mi conoscete? Mi conosce lei? No. A tratti. A tratti, va bene. Leggo una storia del mio libro, l'ultimo che ho scritto. Dunque, il capitolo, il 15esimo, si intitola I conduì e i fusi nascono senza seminari. A proposito di funghi, avete mai provato a chiedere qualche dritta a un genovese? Che se pensi di ricevere qualche dritta da un fusaiolo del posto, sappi che è laureato in una sottile quanto apparentemente sincera tecnica di dissuasione. Ne nascono funghi. Oh, qualcuno li ha trovati, ma se dura sto vento per conto mia è finita. Nel mentre vedo con la coda dell'occhio un trattore che mi passa dietro la schiena. Sul cassone avrà avuto una decina di quintali di funghi neri. Il più piccolo era 1 chilo. Ma quel signore sul trattore? Ma quello lì conosce le fungaie. Ma sarà. E tra me penso, avrà ragione. Guardo pensieroso in aria, mi scappa l'occhio su un tetto. Prima non c'era un fungo porcino anche lassù, vicino al cammino della stiva. Prima allora nascono a mucchi. Non ci faccia caso, quello lì è di legno, è la casa del falegname, è un bancà, è talmente in gamba che li costruisce che sembrano veri. Quasi mi ha convinto, prendo la macchina e mi fermo nel boschetto sotto il paese. Appena scendo, uno accucciato in ginocchio che ranca. Pochi, oggi è il primo del giorno, immagino, minimo è la seconda cesta. Aveva un tale odore di funghi addosso che se non era per la barba lo imbellinava un trego nel cavagno. Gli taglio la strada con un'abile corsetta e mi trovo davanti a una serie di birilli tipo bandierine, che seguì Alberto Tomba che vinceva lo slalom gigante. Impo il cavagno e col passo del ghepardo, degno di una scena alla Rambo, raggiungo la macchina e lo svuoto. Ritorno sul punto buono, ma lui mi ha reso lo smacco. È come se ci fosse picchiata una bomba. Ancun da sé che parlando dice io i funghi quando li ho mangiati 2 volte poi mi disturbano. Se per Cristo gli fossero piaciuti, rancava anche gli alberi, sepa compresa. Il cercatore ligure discende dalla famiglia dei giudei e già nei secoli passati era uso negare l'evidenza. Tanto è vero che nel menù dell'ultima cena doveva esserci la tagliata ai funghi, poi a causa di una dubbia presunta nascita di luna sbagliata, hanno ripiegato su pane e acciughe. È dal cercatore ligure che è nata l'idea della bussola, perché se lui ti indirizza a nord, sappi che se ne nasce una matematicamente a sud. Pure quando rientri in auto, se lo incontri, alza la mano con faccia sorridente, fra i denti dice per belle se via odiamo. La prossima volta che vengo per funghi in Liguria non chiedo niente a nessuno e vado di notte. Non troverò un belino, sicuramente, ma almeno non incontrerò nessuno che mi confonda le idee.